Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi parliamo di un fenomeno molto curioso, diffuso in tutto il mondo ma del quale pochi si rendono conto di essere vittima: i legal fake. Partiamo subito col dire che al giorno d'oggi non si fa più tanto caso alla qualità di un prodotto o alle sue caratteristiche, ma al marchio. Ad esempio, se volete prendere un paio di scarpe, quasi sicuramente sarete indirizzati verso Vans, Adidas, Nike o cose del genere. Allo stesso modo per i telefoni comprerete iPhone, Samsung, Huawei o tutte quelle altre marche strane. Ma anche riguardo prodotti che non immaginereste mai. Ad esempio, automaticamente il vostro cervello vi porta a pensare che quando dovete comprare della pasta deve essere Barilla oppure De Cecco o qualsiasi altro marchio un po' autorevole. E per quale motivo operiamo questo genere di scelte? Semplicemente perché questo brand si è costruito una credibilità e una certa reputazione. Ad esempio, se voi avete sempre comprato telefoni Apple, è molto probabile che rompendosi il modello precedente comprerete quello successivo sempre della Apple. È difficile che andrete a comprare Samsung. E questo avviene anche se il telefono Samsung è oggettivamente superiore a quello Apple. Non è questo il caso, però succede. E questo succede perché voi percepite la massima qualità in base all'esperienza. Ma non è detto che un telefono iPhone sia meglio di un telefono Huawei o Samsung o qualsiasi altra marca. La stessa cosa funziona anche al contrario, fate attenzione perché ad esempio ricorderete tutti la tragica vicenda del capitano Schettino e la nave Costa Concordia. In quel periodo tutti quanti associavano Costa Crociere a una nave inaffidabile e quindi le loro vendite si sono ovviamente ridotte di molto. Senza dilungarmi più di tanto vorrei che vi rimanesse un preciso concetto. Un marchio rende riconoscibile quel prodotto. Ad esempio, se voi comprate un telefono Samsung, quello non sarà un telefono, ma sarà il telefono. Bene, fatta questa premessa, c'è da dire che i marchi, per essere utilizzati in un certo paese in esclusiva, devono essere registrati. Nel nostro paese si registrano nel cosiddetto Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Grazie a questa registrazione quindi li puoi usare in esclusiva. E qual è il significato di in esclusiva? Semplicemente tu in quel paese sei l'unico che può usare quel marchio. Non solo, se il tuo marchio diventa molto famoso hai ulteriori tutele. Ed è quindi da questo che impariamo che un marchio viene protetto solo se registrato. E questa è una questione che non va assolutamente sottovalutata, perché se ad esempio Nike avesse deciso di non registrare in Italia il suo marchio, tutti quanti avremmo potuto usarlo a nostro piacimento. Ed è proprio questo il punto cruciale del video di oggi. Quante volte passeggiando per il mercato avete visto degli abiti firmati di Boy London, Supreme, Pyrex o Pyrex, non ho mai capito la pronuncia? Di sicuro avrete pensato che alcuni di questi, essendo al mercato, saranno stati sicuramente falsi. Scommetto però che nessuno di voi ha mai pensato che quelli sono tutti falsi. Ebbene sì, sono tutti falsi e non è illegale. Ed eccoci arrivati al punto. I legal fake sono falsi legali. E per quale motivo produrre un falso non dovrebbe essere illegale? E la risposta è molto semplice. Chi ha prodotto questi marchi non li ha registrati in Italia. Probabilmente questi produttori all'inizio del loro percorso non immaginavano di avere un successo planetario, pensavano di vendere solo nella loro nazione. Non essendo registrati in Italia, qualche furbetto quindi ha ben pensato di registrarli con un nome leggermente diverso. E qui ci possiamo sbizzarrire in qualsiasi modo perché abbiamo i vari Supreme Italia oppure Boy London Original. Inserire questo genere di piccole parole consente di scappare a tante regole. Il fatto è che chi li ha registrati in Italia non aveva assolutamente niente a che vedere con gli originali produttori. E tutto ciò nel nostro paese è tranquillamente legale perché qualunque marchio non registrato non gode quasi di nessuna tutela. Ed è qui però che viene la vera truffa ai consumatori. E la truffa è semplicemente questa: nel momento in cui tu vai a comprare qualcosa che è palesemente falso, molto probabilmente ti costerà molto meno dell'originale. Mentre in questi casi, Supreme Italia, ad esempio, vende le felpe al prezzo originale. In alcuni casi i prodotti arrivano a costare anche più dell'originale. E oltre il danno c'è anche la beffa, perché in alcuni casi si è visto che marchi palesemente falsi diventano poi più noti degli originali e quindi è l'originale che diventa, tra molte virgolette, il falso. La moda infatti è estremamente condizionata dal fenomeno bandwagon che ho descritto nel video qui in alto a destra, quindi vi invito a guardarlo. Bene, anche per questo video è tutto, io spero di essere stato il più chiaro possibile, se avete domande fatele qui nei commenti.
Se questo video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma soprattutto, come sempre, a ogni fine video ci sono dei riquadri con altri miei video molto belli, quindi andate a guardarli.